l'ha messo in fuga dal tabaccaio che reagisse mostrandogli la mazza da baseball. Il fatto è accaduto questa mattina a San Donà di Piave. Manca una settimana al Bomba Day che porterà all'evacuazione di 3.500 persone a Mestre. I cittadini sono pronti ma chiedono informazioni più precise, ancora pochi dettagli, spiegano. Già arrivate le prime disdette dei cinesi a Venezia con lo stop ai viaggi imposto dalla Cina, danno ingente per gli albergatori con a rischio 60 milioni di euro. Centro massaggi cinese posto sotto sequestro in pieno centro a Mestre, residenti esasperati, si sapeva, dicono, c'è troppa prostituzione sia femminile che maschile. Il commissariato di Mestre arresta un 26enne nigeriano che spacciava in via Dante, alle 7 del mattino aveva la fila fino a 10 persone, ha già patteggiato ed è libero. Questa mattina a Venezia, a Santa Marta, un uomo di 76 anni si è suicidato gettandosi dal terzo piano di casa, inutili soccorsi degli studenti universitari. È sbarcato in laguna direttamente dai fumetti di Goldrake, alto 2 metri. Fa parte della permanente di 5.000 pezzi in mostra dall'11 febbraio per il Venice Vintage Tourist. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano la cronaca con un bandito che ha tentato una rapina in una tabaccheria a San Donà di Piave questa mattina, ma il titolare lo ha messo in fuga brandendo una mazza da baseball. Non ha esitato un attimo e prima di essere aggredito ha preso una mazza da baseball e l'ha appoggiata sul bancone. Tanto è bastato a mettere in fuga il malvivente. Tutto è accaduto questa mattina. Il bandito ha fatto irruzione nella tabaccheria Gasparini in via Garibaldi a San Donà di Piave, armato con un coltello. Voleva i soldi in cassa, ma prima ancora di parlare, a reagire è stato lo stesso titolare che dal bancone ha tirato fuori la mazza. Momenti di terrore e di tensione. Il bandito, con il volto parzialmente travisato, ha scelto bene la strada della fuga, così è indietreggiato, uscendo velocemente dalla porta ed è poi scappato nelle vie adiacenti. Un atto di coraggio del tabaccaio che poteva però avere risvolti ben diversi. Gli esercenti sono ormai esasperati dai continui furti e rapine che il più delle volte mettono in ginocchio le loro attività. Subito dopo la fuga del malvivente l'uomo ha chiamato immediatamente i carabinieri ed è iniziata la caccia al rapinatore. I militari del nucleo operativo e radiomobile di San Donà hanno iniziato a controllare le strade vicine e poco distante hanno individuato e fermato il bandito. Si tratta di un italiano 39enne del luogo, pregiudicato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato alla luce un altro risvolto. Il 39enne sarebbe responsabile di un'altra rapina commessa il 22 gennaio con analoghe modalità ai danni della tabaccheria Tanduo, sempre nel centro cittadino. Gli agenti del commissariato di Mestre hanno proceduto all'arresto di un italiano di 45 anni che è considerato il basista di una rapina avvenuta nella filiale della banca di credito cooperativo di Marcona, a Chirignago, nel dicembre 2016. La banda era composta da 5 catanesi che erano stati arrestati in flagranza di reato. Il 45enne dovrà ora scontare in carcere 3 anni e 4 mesi. Sono migliaia le persone, centinaia gli edifici coinvolti nel Bomba Day del 2 febbraio a Mestre. Mentre le autorità studiano il piano per gli sfollati, i cittadini chiedono maggiori informazioni. Siamo pronti, aspettiamo le direttive del comune, non so ancora di preciso cosa succederà. Serve più informazione. Ci vorrebbero più informazioni, perché anche per le persone anziane che magari non hanno parenti o cosa, dove andare, cosa fare. Insomma, più informazioni, sì. Siamo informati, ma sempre per sentito dire. Chiedono maggiori informazioni i cittadini dell'area rossa, quella che domenica 2 febbraio sarà interessata dal Bomba Day fin dalle prime luci dell'alba. 3.500 i residenti che dovranno lasciare casa, compresi gli ospiti di 6 hotel. Tra questi c'è Laguna Palace di Viale Ancona, una delle principali strutture alberghiere d'Italia con 374 camere. Sgomberarle sarà tutt'altro che un gioco da ragazzi e allo stato attuale non si sa ancora se il complesso, suddiviso in 2 torri, rientri per intero o meno nel perimetro off limits. Dopo la riunione in prefettura dove le varie autorità si sono coordinate, i cittadini attendono l'ordinanza del comune con tutti i dettagli del caso, ma ci sarà da aspettare almeno fino a martedì. Non c'è niente proprio di informazioni proprio precise, se è nostra via possiamo andare via oppure possiamo restare. Non c'è ancora.
a Viale San Marco, via Forte Marghera, ma non si sa fino a che punto di via Forte Marghera. Più che altro che mi stupisce perché sei qua vicino, è abbastanza strano, però non ho proprio informazioni in merito a questo. La bomba, sganciata nel 1944, è stata trovata a metà gennaio in un cantiere di via Ferraris, 226 kg di cui 129 di tritolo. Da lì la procedura per la rimozione, che riguarda un'area dal raggio di circa 1800 metri da via Forte Marghera a via Torino. Di sicuro per molti sarà una levataccia. Lo sgombero è fissato dalle 6 alle 7:30, direzione il Palasport Tagliercio. Qui infatti saranno ospitati gli evacuati. Che sia chiaro quando uno deve andarsene, visto che l'orario previsto mi sembra alle 6:30 del mattino. Non è che tutti si alzano alle 5 di domenica e se ne vanno via dove vanno a spasso, questo non è chiaro, insomma. Chi può ha già escogitato piani alternativi. Evitiamo di venire in centro e stiamo più in periferia. Magari l'attività sportiva la andiamo a fare più verso nord, verso Treviso, Montello. Albergatori veneziani preoccupati per il blocco dei viaggi organizzati voluto dal governo cinese per contrastare l'epidemia del coronavirus. Prima il problema dell'acqua alta, che negli hotel del centro storico si è trasformato in un boomerang, con disdette delle prenotazioni addirittura fino a Pasqua. Ora, per l'epidemia del coronavirus, le rinunce arrivano dalla Cina e dal continente asiatico, che ha in Venezia una delle sue mete turistiche preferite. Posso confermare che sono arrivate disdette dalla Cina, però ancora in proporzioni minime. Probabilmente ne arriveranno di più in futuro e quindi prepareremo gli alberghi a questa necessità. Però da questo punto di vista, ripeto ancora una volta, quello che ci preoccupa di più sono le prenotazioni sulla prossima stagione. C'è una ripresa timida, ripeto, però ancora siamo molto indietro. Nel 2017 il turismo cinese comunque ha occupato una fetta minima del mercato, poco più del 3% delle presenze. Si tratta di pochissimo, praticamente la metà dell'America Latina, quindi il turismo cinese è importante per quello che diverrà in futuro, non per quello che è adesso. In questo momento rappresenta abbastanza poco, anche perché i turisti cinesi sono basso spendenti negli alberghi. Dalla Cina quindi l'introito complessivo si aggira sui 60 milioni di euro di fatturato, piuttosto la preoccupazione maggiore è per il periodo di carnevale. Quello che ci spaventa di più è la diminuzione del turismo italiano, è la diminuzione del turismo americano e soprattutto di quello europeo. Questi tre sono i nostri fondamentali punti di guadagno, i punti di fatturato. Possiamo dire che un 75% circa del fatturato viene da queste nazioni e quindi il fatto che a Carnevale ancora le prenotazioni siano piuttosto basse ci preoccupa parecchio. Per questo stiamo facendo delle azioni di propaganda. E a proposito di coronavirus, sentiamo come la gente sta vivendo questa situazione. C'è preoccupazione o no? Dicono alcuni miei amici, dicono un pochino, che vengono dalla Cina. E questo è soltanto l'inizio. Diciamo il peggio deve ancora arrivare, che sarà verso marzo-aprile. Perciò di conseguenza sarà veramente da preoccuparsi. Bisogna fare attenzione alla psicosi, quello sì, però informarsi meglio è anche una cosa più importante, perché altrimenti poi diventiamo un po' razzisti sulle cose, non è corretto. C'è pericolo, è solo un piantino preoccupante. Vorrei sapere se i cinesi che sono stesso passo a casa. Dove abita lei? Se sei contagiosi si può portare. Sono tornati dalla Cina da poco? Gli va in giro, gli va. Cosa vi sembra? Adesso fanno un gran gonfiore di tutte queste robe, poi non succederà niente, stia tranquilla. Cioè, secondo lei c'è un'informazione sbagliata, quindi sta dicendo? Fanno le cose più grandi di quello che sono, signore, per confondere anche. Non è preoccupata, quindi? No. Sebbene che i cinesi ne abbiamo abbastanza anche noi. Le epidemie sono sempre le cose che più fanno paura perché noi siamo abbastanza inermi quando succedono, però penso che appunto la prevenzione e comunque il sistema sanitario che abbiamo noi sia un ottimo sistema e quindi tutelarsi, informarsi soprattutto e non andare in panico alla prima febbre perché sennò diventa un disastro.
e la situazione indubbiamente sarà preoccupante. Comunque al momento io non sto prendendo nessuna precauzione, nel senso di vaccino, tanto morir bisogna, quindi prima o poi. Speriamo bene per tutti. Speriamo che avvenga il più tardi possibile. Noi là non possiamo intervenire. Spa del sesso in pieno centro a Mestre posta sotto sequestro, i residenti parlano di una situazione grave con molta prostituzione e chiedono più controlli. Quello lì non è mai stato un centro massaggi, c'è sì, camuffato diciamo, ma c'è sempre stata gente che andava su e giù. Io sinceramente non è che sono stata lì a guardare o a controllare cosa fanno, però sì, per sentito dire sì, c'era del giro. Questo centro si sapeva che era un centro di prostituzione. Io so che quando l'hanno aperto sono entrata una volta per vedere se facevano veramente manicure e mi hanno detto allora ho capito immediatamente. Che i massaggi dietro a queste vetrate fossero proibiti era più di un dubbio qui in via Cavallotti al Civico 28, ora sotto sequestro su disposizione del GIP dopo le indagini della squadra mobile. Altro che manicure quindi, nel locale operavano 5 ragazze sotto la guida esperta di una maîtresse cinese di 40 anni, tariffe fisse ma concordabili dai 50 ai 150 euro. Le ragazze erano assunte in maniera regolare, ma il loro guadagno extra, quantificato in ben 8.000 euro al mese, finiva nelle tasche della maîtresse, ora indagata per sfruttamento. Ma per la zona non è affatto una novità, la prostituzione è anche su strada. Sempre qui nella zona dalla chiesa in poi, perché alla sera tardi c'è qui sul quadrivio di via Cavallotti, ecco questa qui, vicino alla farmacia ci sono degli omosessuali. Praticamente tutta via Dante, insomma mi stago di fronte all'osteria Dante, anche se prostituzione, dopo a sera non vado mai fuori. Sarebbe bene che la eliminassero totalmente, perché va bene che è una piaga che si porta a trascina nel tempo, però potrebbero fare molto di più di quello che hanno fatto fin d'ora, questo è il fatto. Io vorrei più controlli proprio, ma i controlli non così. Restiamo nella zona di via Dante, non solo prostituzione ma anche droga, eroina gialla, incastrato il pusher che alle 7 del mattino aveva già una fila di tossicodipendenti da soddisfare. Aspettavano il loro turno in fila già alle 7 del mattino, ma non erano né alla posta né al centro prelievi, bensì a pochi passi dal centro in via Dante, nella zona del sottopassaggio. Qui un pusher nigeriano di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora, riceveva i suoi clienti con le dosi della terribile eroina gialla che sulla piazza di Mestre sembra non conoscere crisi. Il traffico quindi cominciava alle prime luci dell'alba, sembra infatti che lo stesso spacciatore avesse abbandonato gli orari serali e notturni perché infastidito dai continui controlli e blitz delle forze dell'ordine. Da qui il cambio d'orario che non aveva scoraggiato però la clientela, anzi la fila arrivava anche a 10 persone. I poliziotti del commissariato di Mestre lo hanno incastrato dopo alcuni giorni di appostamenti, fingendosi passeggeri della vicina stazione ferroviaria, arrestandolo in flagranza mentre cedeva delle dosi. Il nigeriano era già noto agli investigatori per aver venduto recentemente sempre eroina gialla a una ragazza appena maggiorenne. Una volta arrestato è stato sottoposto al processo per direttissima, dove ha patteggiato 8 mesi di reclusione con la sospensione della pena. Tradotto dal linguaggio giudiziario, il pusher è già libero. Attimi concitati questa mattina a Venezia, Santa Marta, dove un uomo di 76 anni si è lanciato dal terzo piano della sua abitazione a soccorrere alcuni studenti universitari che stavano giocando a basket in un campo nelle vicinanze. Sul posto il suo e i carabinieri del nucleo natanti. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Nonostante non ci siano dubbi sulla dinamica, la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha disposto l'autopsia. Pare che il 76enne, noto in zona, stesse passando un momento di difficoltà e che quando ha deciso di saltare nel vuoto la moglie non fosse in casa. Le indagini dunque sono in corso. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta per parlare delle prossime elezioni regionali, perché anche in Veneto correrà il partito Più Europa, che si presenta come l'alternativa del governo a trazione leghista di Zaia.
una serie di soggetti politici che condividono i punti di interesse della nostra forza politica più Europa, quindi europeisti, diritti civili e un'economia sostenibile inserita nell'ambiente che dovremo costruire per il futuro. Quindi noi vogliamo staccarci dalle forze politiche predominanti, Lega e la sinistra consolidata del Veneto, e proporre un polo liberal democratico ispirato ai principi della liberal democrazia che possa attrarre tutti quei soggetti che non si riconoscono né nella destra o nella sinistra tradizionali. Ancora sconosciuto il nome del candidato, ma dai requisiti ben chiari. Non un demagogo, non un sovranista, non un populista, nemmeno un uomo che sembra forte ma che non ottiene niente da Roma, ma una persona che si ispiri ai valori della liberal democrazia, alla tutela dei diritti civili e alla tutela del Veneto in Europa. Vogliamo più Europa in Veneto e più Veneto in Europa. Sull'autonomia del Veneto diciamo che ci sono differenti sensibilità. Sicuramente aver chiesto l'autonomia e non averla ottenuta e sapere di non ottenerla mai è stata una mancata promessa da parte del governatore. Apre in centro storico dall'11 febbraio l'esposizione permanente di Venice Vintage Toys, uno splendido mondo di creature di gomma con 5.000 pezzi che raccontano la storia dell'animazione e della televisione negli anni 60, 70 e 80. Il conto alla rovescia è già scattato. Apre l'11 febbraio la collezione permanente di Venice Vintage Toys, un mondo popolato da ben 5.000 oggetti e creature di gomma da collezione. Un sogno dell'appassionato Fabrizio Fontanella, veneziano, più forte dell'acqua alta, come il grande Goldrake, alto 2 metri e passato sotto il ponte di Rialto qualche giorno fa. Contro l'acqua alta, i supereroi di creature di gomma Venice Vintage Toys portano il grande Goldrake a difesa della città. Da febbraio venite tutti a visitare creature di gomma Venice Vintage Toys, a 2 passi dalla stazione e da Rialto. Una passione che Fontanella ha cominciato a sentire da bambino e che continua ancora oggi, all'età di 47 anni. Un'avventura che lo ha portato a farsi conoscere a livello nazionale e ad incontrare e diventare amico di tanti grandi personaggi importanti, tra cui Giorgio Cavazzano, Guido De Maria, Gino Gavioli, Bruno Bozzetto e Maria Perego, la mamma di Topo Gigio. Tante le iniziative e gli appuntamenti in programma dall'11 febbraio in poi. Sarà anche un'associazione culturale con un'esposizione permanente con oltre 5.000 pezzi legati al mondo della televisione, dello spettacolo, dell'animazione degli anni 60, 70, 80. Faremo incontri con gli autori, faremo didattica per le scuole. Venite a trovarci, Venice Vintage Toys. È tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto incerta, tempo ancora grigio e a tratti instabile. Il dettaglio del 26 gennaio. Sul Veneto cielo nuvoloso o coperto un po' su tutti i settori, vedete non si escludono locali nebbie in pianura, spesso fitte e anche persistenti. In mattinata sarà possibile qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della regione. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi invece compresi tra 5 e 10 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi anche qui con isolate precipitazioni in giornata ma in genere di debole intensità. Temperature minime fino a 7 gradi, valori massimi invece tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo grigio e nuvoloso con qualche foschia sulle vallate alpine. Temperature minime fino a -2 gradi, valori massimi invece compresi tra 8 e 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.